Domenica prossima, 24 giugno, ad Agrigento, la via Atenea, dalle ore 17 in poi. Sarà animata da colori, musica, pittori al lavoro, gruppi folk e degustazioni di prodotti tipici. L'evento è organizzato da Centro Studi Erato, Emi Sport, Tommaso Messina, Associazione Coinè, Asso Turismo, Assud Galleria d'Arte Contemporanea, Amici di Via Atenea, Associazione Culturart, QE Art Craft Boutique, CAF Lab ed Enotria. Ascoltiamo in proposito Francesco Novara. Questa manifestazione nasce da un'idea di Tommaso Messina e da alcuni esercenti della Via Atenea. È un'idea che è nata per far rivivere la via Atenea nei giorni in cui normalmente non è presente molto pubblico. Allora questa idea nasce per rivitalizzare il nostro centro storico. Il titolo dell'evento nasce perché vogliamo valorizzare tutto ciò che c'è di bello in via Atenea. Sarà una grande mostra a cielo aperto con delle estemporanee fatte da alcuni pittori. A questa manifestazione parteciperanno fotografi, pittori, gruppi folcloristici, ci sarà persino una mostra di auto d'epoca. È un evento che abbiamo appoggiato con molto entusiasmo perché sarà un motivo di unione tra un grosso numero di associazioni e gli stessi negozianti della Via Atenea che rimarranno aperti in occasione di quell'evento. L'evento si svolgerà negli orari di chiusura della Via Atenea per non inficiare quella che è la normale circolazione, per non creare disagi e soprattutto per fare in modo che i partecipanti possano fare le loro estemporanee senza problemi. Ci saranno anche momenti di solidarietà, quindi con delle raccolte dei fondi per persone bisognose, quindi è un momento, ci saranno anche delle degustazioni, quindi un momento bello per far rivivere il nostro salotto buono.